dopo tutto quello che è successo con Flavio Tosi, il Veneto ha voglia di avere la tranquillità, di avere un segretario che comunque sta presente sul territorio e che lo ha portato da 2,9 praticamente al 13%. Il 91% dei leghisti veneti andati al voto ieri per le primarie del Carroccio ha scelto il capitano Matteo Salvini, l'82,7% su base nazionale, dunque qui si registra un record personale, sottolineato dal segretario D'Arè che degli attacchi di Bossi, pronto a lasciare il partito, dice: Bossi è la storia e tutti lo riconosciamo come il padre nobile e quant'altro, però bisogna anche dire che c'è un segretario legittimato e il segretario detta la linea politica. L'ex senatur e il governatore della Lombardia Maroni in questa sfida alla segreteria erano al fianco di Gianni Favre, candidato opposto all'eurodeputato Salvini. Il segretario si contesta quando la sua linea politica viene smentita con i numeri e non certamente viene smentita solo perché non fa questo, non fa quello. Ricordo che l'abbraccio con Berlusconi per noi è stato a volte molto molto doloroso e in alcuni frangenti è stato anche negativo. Il centrodestra deve essere ripensato con segretari nuovi, con coordinatori nuovi, se vogliamo battere questa sinistra, altrimenti sarà molto molto difficile.